E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a parlare dei dogi della Serenissima, e quindi veramente un capitolo immenso di storia, ma oggi ci concentriamo su una figura, sulle figure, diciamo, che abbiamo individuato con il nostro ospite. Il nostro ospite è il professore Alberto Zago, scrittore, storico. Pronto Alberto? Buonasera. Sì, siamo qua. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Ecco, buonasera, allora ben arrivato. Allora Alberto, con lei insomma affrontiamo sempre temi molto importanti e molto graditi ai nostri ascoltatori. Figura del Ci Doge. fa piacere. Figura del Doge, Alberto, cosa... Allora, è una figura di straordinaria importanza e spesso anche sottovalutata purtroppo nei libri di testo, e sappiamo che è una figura associata alla Serenissima Repubblica di Venezia, non in maniera univoca perché il Doge c'era anche a Genova, però quando si parla di Doge evidentemente si fa riferimento a Venezia. E Doge, forse non tutti sanno, che è un termine che deriva da dux, cioè da duca. Significa duca, Doge. Era una carica che inizialmente veniva conferita dagli imperatori bizantini. Ci troviamo nel VI secolo, c'è la guerra gotico-bizantina, Bisanzio con un ultimo sussulto cerca di riprendersi la penisola italica, ce la fa alla metà del VI secolo e cerca di riorganizzare il territorio in Italia. Durerà poco perché poi scenderanno i Longobardi e ci sarà un altro capitolo. E l'imperatore bizantino installa un esarca a Ravenna, quindi un plenipotenziario che aveva tutto il potere militare e civile, il quale comincia a circoscrivere piccoli pezzi di territorio affidati appunto a dei duchi e dei dogi, e sotto questi dogi poi stavano dei tribuni, da cui per esempio nascerà l'aristocrazia veneziana e quant'altro, per cui per esempio troviamo dei dogi a Napoli, dei dogi a Gaeta, dei dogi a Melfi, tutti più o meno direttamente legati a Bisanzio, e poi naturalmente il Doge di Venezia. Quello che in qualche modo è specifico del Doge di Venezia è la sua durevolezza nel tempo, evidentemente, perché nel meridione poi l'esperienza dogale lascerà spazio all'esperienza monarchica, e quindi arriveranno i Normanni, e quindi gli Angioini, e quindi gli Aragonesi e così via, mentre a Venezia rimane il Doge. Il Doge era appunto questo duca che inizialmente assumava in sé un po' tutti i poteri, aveva una sorta di potere assoluto, anche se l'aristocrazia veneziana, che appunto proviene da quei tribuni che venivano nominati per gestire i territori ancora nel periodo bizantino, fece sempre di tutto per limitare il potere dei dogi ed evitare una concentrazione sproporzionata nelle loro mani, cosa che invece avveniva abitudinariamente praticamente ovunque. È vero che inizialmente il Doge veniva chiamato Dominus o Senior, che erano titoli politicamente molto importanti e significativi, perché ricordiamo le signorie tra il 1200 e il 1300, no? Gli Scaligeri, i Carraresi, i Visconti, erano figure che assumevano in sé tutto il potere. E invece a Venezia questo a un certo punto venne limitato, si fece divieto di chiamare i dogi col titolo Dominus perché diceva eccessiva concentrazione di potere, e si cominciarono ad usare altri aggettivi, per esempio inclito, illustrissimo, eccellentissimo e poi naturalmente serenissimo, il serenissimo Doge di Venezia. Ed è da qui che Venezia poi verrà chiamata la Serenissima Repubblica di Venezia, e non il contrario. Con ogni probabilità, non abbiamo certezza assoluta, ma è molto probabile che si cominciò a chiamare il Doge Serenissimo e poi di conseguenza Venezia. E se mi consente un'ultima battuta, l'esperienza dogale di Venezia è di straordinaria importanza, dicevo, per la longevità, perché anche questo è un punto che non si sottolinea mai abbastanza. Se noi partiamo dal primo Doge, Paoluccio Nafesto, eletto nel 697, e arriviamo fino all'ultimo Doge, Ludovico Manin, quello che purtroppo è stato deposto dalle armate napoleoniche giacobine nel 1797, abbiamo esattamente 1100 anni di storia ininterrotta e di esperienza ducale, e quindi 120 dogi
che si susseguono senza soluzione di continuità per 110 anni. Ecco, non si sottolineerà mai abbastanza che nessuna istituzione politica al mondo ha fatto meglio di Venezia. Gli imperatori romani di Bisanzio sono meno di 100, i monarchi in Inghilterra sono meno di 70. L'unica istituzione che fa meglio nella storia, che detiene il record, è la Chiesa Cattolica. Papa Francesco è il 266esimo pontefice, ma dopo la Chiesa Cattolica ci sono i dogi di Venezia, 120 in 1100 anni, una storia straordinaria, purtroppo spesso sconosciuta. Ah, certo, questo è vero. Allora andiamo un po' alla figura, il meccanismo dell'elezione è tutto particolare, qua ci vorrebbe un capitolo, penso, era Sì. molto per evitare imbrogli, e quindi anche Certo. questo è particolare perché siamo in un periodo in cui era il monarca assoluto, no? Insomma, non si parlava di elezione. Certo. Vogliamo fare un cenno, Alberto, un po' così, oppure andiamo alla figura, ai Sì. poteri No, sì. possiamo fare una accenno che è un po' complesso, per cui i radioascoltatori non si preoccupino, perché gli stessi veneziani dovettero scrivere più volte la procedura per eleggere il doge, perché a memoria facevano fatica loro stessi. Però sostanzialmente cosa accade? Che inizialmente la figura del doge era una figura che appunto tendeva a concentrare poteri assoluti e che tendeva ad essere ereditaria. Questo tra il 700, l'800 e il 900. Il doge in carica eleggeva, o meglio nominava, un co-dux, cioè un co-doge, spesso il figlio o il fratello, che poi riceveva l'approvazione di Bisanzio e che gli sarebbe succeduto morto il doge. Ecco, questa cosa piano piano venne limitata, perché ovviamente l'ereditarietà del potere dice ancora una volta eccessiva concentrazione del medesimo, no? Fino a quando nel XIII secolo, sotto i dogadi prima di Jacopo Tiepolo e poi di Lorenzo Tiepolo, venne codificata questa procedura che probabilmente è una delle elettiva del doge, quindi elettiva, che è una delle più complesse, forse la più complessa mai escogitata, che è un misto tra meccanismo casuale e elezione volontaria, scelta volontaria. Qui in estrema sintesi, provo a essere sintetico perché bisognerebbe avere una lavagnetta per capire meglio, ma si riuniva il maggior consiglio e quindi l'insieme di tutti i patrizi. Questi potevano andare a seconda delle epoche storiche da 1000, 1500, si arriva addirittura a un certo punto anche 2500, tutti radunati nella sala del maggior consiglio in Palazzo Ducale, e rimanevano solo i patrizi che avessero almeno 30 anni, gli altri venivano esclusi, e tutti costoro si davano delle balotte, cioè delle palline, in lingua veneta delle balotte, e 30 di queste contenevano la scritta elector, oppure in altri periodi erano dorate, mentre tutte le altre erano bianche, da cui il detto poi in Veneto trovare la palla d'oro, no? Cioè catà la palla d'oro, cioè hai trovato il jolly sostanzialmente. La fortuna, sì. Esatto, cioè invece di hai pescato il jolly, è in modo di dire, in lingua, io dico in italiano, hai trovato la palla d'oro, significa, caspita, sei stato proprio fortunato perché ti capita una volta nella vita. Allora in sostanza da questi facciamo finta 1000 patrizi che rimanevano nella sala, 30 venivano eletti casualmente, si riunivano a parte e loro non più casualmente ma volontariamente eleggevano altri 9 patrizi. Questi altri 9 patrizi poi a loro volta dovevano eleggerne altri 30, da cui venivano sempre con un meccanismo casuale ridotti ad un numero inferiore, che ne eleggevano altri 20-30 che con un meccanismo casuale venivano ridotti a un numero inferiore. In pratica c'era un passaggio altalenante tra commissioni elette volontariamente e commissioni decurtate con il meccanismo casuale. 5 passaggi di questo genere fino ad arrivare all'assemblea finale. 41 patrizi, il cosiddetto conclave, perché anche loro si chiudevano come i pontefici, come i cardinali all'interno di Palazzo Ducale, chiudevano le finestre, introducevano i loro letti perché dormivano dentro, si facevano da mangiare loro e restavano tutti i giorni necessari. Conosciamo alcuni conclavi che durarono addirittura 30-31 giorni, fino a quando non partorivano, tra virgolette, un doge, cioè fino a quando erano in 41, almeno 25 voti non convergessero su un candidato che poi diventava doge. Ecco, tutto questo
per cercare di sfrondare e di eliminare il più possibile le fronde che erano numerose tra il patriziato veneto e i brogli, e quindi sperando di riuscire a ottenere un conclave conclusivo di 41 patrizi che, ecco, mi ero dimenticato di dire, dovevano appartenere tutti a delle famiglie diverse, altrimenti i membri della stessa famiglia si sarebbero coalizzati nel convergere verso un certo candidato. Questi 41 patrizi dovevano essere poi nuovamente confermati uno a uno dal Maggior Consiglio, e abbiamo anche casi nella storia in cui il Maggior Consiglio ritenne di riconvocare altri 41 patrizi perché quegli eletti non andavano bene, e poi finalmente si eleggeva il Doge, ecco, che era una carica a vita, ricordiamo, una delle pochissime cariche veneziane a vita. C'era il Doge, c'era il procuratore di San Marco, tutte le altre cariche, proprio per dare riciclo al potere e per evitare l'eccessiva concentrazione di potere, duravano invece un anno e mezzo, massimo 2 anni, ma l'idea dell'aristocrazia veneziana era sempre quella di evitare l'eccessiva concentrazione di potere. Infatti il Doge era una figura alla fine dei conti più rappresentativa che una figura di potere. Ci vorrebbero anche oggi qualche regola, insomma, giusto perché sono inchiodati lì alcuni. Vabbè, andiamo al nostro Doge. Certo. Una volta eletto, ecco, c'era il giuramento, ovviamente, che doveva giurare fedeltà alla Repubblica, e dopo quali regole Alberto era sottoposto? Mi sembra anche regole abbastanza rigide. Sì, anche questo è un capitolo molto importante perché, dunque, generalmente facciamo un passo indietro, quando si parla, no, dell'Occidente e delle democrazie liberal-democratiche in cui viviamo, si fa il riferimento storico alla Magna Carta, e quindi si dice, ma giustamente anche, che nel 1215 in Inghilterra venne introdotta la Magna Carta con lo scopo di limitare il potere del re, che in quel momento era Giovanni senza terra, quello che poi tra l'altro appare anche in Robin Hood, ma è un altro discorso. Allora lì si dice, per la prima volta quel documento, la Magna Carta, afferma sì l'esistenza di un monarca, ma sottoposto a delle regole che quindi ne limitano il potere. Ed è tutto vero, però ci si dimentica sempre di dire, insomma, lo dico anche con un pizzico di orgoglio veneto se vogliamo, che Venezia anticipò la Magna Carta di almeno 20 anni, come logica ma anche come prassi, perché quando venne eletto il famoso doge Enrico Dandolo, che era già molto avanti con l'età, che poi fu il protagonista della Quarta Crociata, quella che finirà con la conquista di Costantinopoli, ecco, qui se vuole potremmo fare un'altra puntata sulla Quarta Crociata. La faremo perché è molto interessante. È molto interessante, ecco, quindi non mi dilungo. Comunque quando venne eletto quel doge Enrico Dandolo, siamo nel 1192, capite, abbiamo più di 20 anni d'anticipo sulla Magna Carta, e lì per la prima volta il doge neoeletto dovette giurare sulla cosiddetta promissione dogale, che significa promessa dogale. Se guardiamo la Basilica di San Marco, ci sono 4 grandi lunette con dei mosaici, quella tutta a sinistra è la porta di Sant'Alipio, e lì si può vedere, se qualcuno vorrà andare su internet, in primo piano c'è una figura che tiene in mano una specie di pergamena. Quella con ogni probabilità è il doge che tiene in mano la promissione dogale, le cui prime versioni erano redatte su pergamena, poi verranno redatte su dei libri, ma in sostanza questa promissione dogale erano una serie di divieti o di vincoli che il doge neoeletto prometteva di rispettare una volta assunta la carica. E quindi l'idea è sempre quella di limitare, non di annullare, ma di limitare, disciplinare il potere del doge, affinché ci fosse un equilibrio più distribuito dei poteri istituzionali. Quindi, e poi adesso arrivo anche concretamente, farò qualche esempio, però è interessante perché quella promissione dogale nacque per la prima volta con Enrico Dandolo, ma poi continuò a svilupparsi per tutti i secoli della Repubblica, perché ogni volta che moriva il doge c'erano i cosiddetti i redattori della promissione dogale, che era una commissione di 5 membri che si riunivano e sulla scorta dell'esperienza appena conclusa con la morte del doge decidevano se e come introdurre nuovi vincoli, perché lei capisce, fatta la legge trovata l'inganno, cioè i dogi promettevano sulla promissione dogale, però dopo le circostanze storiche cambiano, le conoscenze cambiano, l'abilità individuale, e quindi c'era sempre qualche sotterfugio per accaparrarsi un po' troppo potere che risultava sempre sospetto all'aristocrazia. Per cui, morto il doge, cosa facevano? Aggiornavano la promissione in modo tale da vincolare maggiormente il doge successivo ed evitare di accaparrarsi quel troppo
margine come invece avrebbe fatto il doge precedente. Ecco, quindi mettendo insieme un pochino tutte queste promissioni dogali, per esempio il doge a quali vincoli era sottoposto? Sì. Faccio un elenco per dare un'idea. Prima cosa, doveva rinunciare all'attività di mercatura. Molto spesso i dogi erano dei i matrizi veneti erano tutti dei mercanti inizialmente. Doveva rinunciare alla mercatura privata, perché evidentemente per evitare conflitti di interesse. Doveva dedicarsi allo Stato, non ai propri affari, altrimenti da doge avrebbe potuto favorire delle leggi che favorissero non lo Stato ma il suo interesse privato. E Alberto, non poteva... chi portava avanti allora l'attività? I figli? Sì, mi dica. Chi portava avanti l'attività, perché lui per conflitto di interesse, per evitarlo, allora la sua attività di mercatura chi la portava avanti? I figli, qualche altro? La famiglia, sì, perché le famiglie dogali alla fine dei conti erano abbastanza risicate rispetto allo spettro dell'aristocrazia, erano tutte famiglie molto importanti, di antica data, ricche, e dovevano essere ricche perché, anche questo è un aspetto curioso, noi vorremmo dire, ma fortunato quello che diventava da doge, no? Perché chissà quanto sfarzo, quanto denaro, quanti favoritismi. Ecco, il doge in realtà economicamente era un investimento a perdere, e questo deve essere chiarissimo, perché chi diventava doge è vero che riceveva uno stipendio annuo di 4.800 ducati d'oro, che era un signor stipendio, era lo stipendio più alto fra tutte le cariche previste a Venezia, ma tanto per dire si è fatto il calcolo che i primi 3 anni di stipendio del doge bastavano sì e no, questo soprattutto nel 1600 e nel 1700, per pagare i festeggiamenti dei primi giorni dall'entrata in carica. Cioè, voglio dire, quando muore Leonardo Loredan, siamo nel 1521, si è calcolato che lui di tasca sua e della sua famiglia evidentemente sborsò 90.000 ducati d'oro per la carica dogale, perché tutte le spese ricadevano su di lui. Pertanto, dicevamo, le famiglie dovevano essere ricche, dovevano essere di antica data, e non ce n'erano moltissime. Ecco, quando una famiglia riusciva a candidare un proprio rampollo alla carica dogale, dopo chiaro che diventava una famiglia dogale, poteva insegnarsi di questo titolo, e per tutti i secoli successivi acquisiva molto più lustro. Però il doge in sé doveva abbandonare tutti gli incarichi e dedicarsi completamente allo Stato. Conflitto di interesse rispettato, ecco, diciamo. Sì, assolutamente. E se non l'avesse rispettato, perché c'è qualche figura, per esempio Agostino Barbarigo, per esempio lo stesso Loredan, c'è qualcuno che ogni tanto fece qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Morto il doge, entravano in azione gli cosiddetti inquisitori sopra il doge defunto, ed era un'altra commissione fatta di 3 membri che indagavano sul suo operato. Se avesse combinato qualcosa di fuori dalle righe, pagavano i suoi eredi, e quindi abbiamo qua 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 ducati, diciamo così, di multa che gli eredi del doge dovevano sborsare per compensare le malefatte, poi a volte anche abbastanza veniali, dei loro padri. Funzionava così. Bella regola anche questa, quindi doveva essere corretto per non gravare poi sulla famiglia, quindi l'erede razionem. Ecco, allora, correttezza, diciamo, del dogado. Poi la corrispondenza, mi pare, non era tenuto ad aprire la corrispondenza, Sì, esatto, perché il problema è che il doge doveva essere controllato il più possibile, per cui la corrispondenza poteva aprirla, ma solo in compagnia dei consiglieri ducali. Il consiglio ducale era una commissione di 6 membri ad altissimo livello, eletti uno per sestiere. Sapete che a Venezia ci sono i sestieri, ogni sestiere produceva un consigliere che era una sorta di piccolo consiglio direttivo che coadiuvava il doge, ma il doge non poteva nemmeno ricevere ambasciatori o re stranieri privatamente, perché chissà cosa avrebbero potuto dire, chissà che intrallazzo doveva essere controllato. Ma il doge non poteva neanche uscire dal dogado privatamente, o da Venezia, doveva ricevere il permesso, e spesso e volentieri doveva essere accompagnato. Ma ad un certo punto, questo nelle promissioni dogali più tardi, perché ripeto c'è stata un'evoluzione, il doge non poteva nemmeno uscire dal palazzo ducale se non con il permesso accompagnato dalla signoria o dai consiglieri ducali. Per cui c'era un detto, no, che era rex in purpura, senator in urbe, e senator in curia e captivus in urbe, che significa re nella porpora, senatore nella curia, ma
prigioniero della città, perché alla fine dei conti il margine di libertà del doge andò sempre più restringendosi, per lui e anche per i suoi familiari, perché anche i suoi familiari, Dogaressa, che era la moglie compresa, dovevano sottostare a una serie di regole, perché ovviamente, essendo i familiari del doge, avrebbero avuto molte possibilità di sfruttare quella posizione e quindi concentrare troppo potere e quindi sfavorire altri patrizi, e questo non poteva essere. Guarda, che serie di regole che, ripeto, straordinarie. Ma e poi anche altri, mi pare, i regali non li poteva ricevere, non so, ecco, anche queste regole c'erano. Sì. Certo, sì, quello assolutamente, perché doni, feudi, titoli, qualsiasi cosa che poteva o in un modo o nell'altro, ripeto, accrescere troppo il suo potere, non poteva riceverli perché favorivano il suo interesse privato. Questo riguardava anche la Dogaressa, perché in genere era la Dogaressa a cui si facevano dei doni, oppure a cui si facevano, si cedevano dei feudi, e pensi che anche la Dogaressa ad un certo punto è chiamata, nel momento in cui viene intronizzata, a giurare sulla promissione dogale, anche lei, e quindi evitare di fare debiti, crediti, evitare di ricevere doni, e addirittura evitare di brigare dietro le quinte per ottenere a questo patrizio o a quell'altro patrizio una certa carica, no? Sfruttando la propria posizione di Dogaressa. Ma dopo, per dire, anche questo è curioso, penso che tutti i radioascoltatori siano stati almeno una volta a Venezia, e voi a Venezia non vedrete mai delle effigie di dogi, ed è strano, no? Non si vede mai, non si vedono delle statue di dogi a cavallo, magari, a parte che a Venezia si usava il cavallo, ma evidentemente, ma non si vede mai una statua di un doge sul Bucintoro, non si vedono mai delle effigi, delle immagini, se non dentro Palazzo Ducale. E questo perché nella promissione dogale uno dei vincoli era evitare il culto della personalità, sempre per lo stesso motivo, evitare che si rafforzasse troppo la figura del doge, per cui non ci si poteva inginocchiare di fronte al doge, guai, non si poteva baciargli la mano, guai. Lo fece un doge, lo pretese, Agostino Barbarigo, e infatti gli inquisitori sopra il doge defunto la fecero pagare ai suoi discendenti. Il doge poteva essere raffigurato però solo in Palazzo Ducale, o solo per esempio sulle facciate, o sopra la porta della carta, o sulle monete, per esempio, ecco, sì. Però attenzione, questo è secondo me bellissimo, come doveva essere raffigurato il doge: inginocchiato o di fronte a San Marco o di fronte al leone, cioè San Marco proprio l'Evangelista, o di fronte al leone di San Marco, perché l'idea e il potere delle immagini è molto forte ancora oggi, era fortissimo anche il tempo. L'idea è che il doge non era il padrone di Venezia, l'imperatore, il re. In Venezia non ha mai avuto re imperatori. Il doge era il primo servitore della Repubblica, e quindi inginocchiato di fronte al santo patrono, oppure inginocchiato di fronte al leone. Ecco, se voi girate in altre città italiane, invece si trovano, no, i signori a cavallo, i signori con lo scettro in mano, i signori intronizzati, tutte cose che voglio dire vanno benissimo per quell'epoca storica, perché quella era la ratio del tempo. Venezia da questo punto di vista faceva eccezione. Allora, basta vedere la porta della carta, dove Foscari si inginocchia a Leone, al servizio della Repubblica, e non il contrario. Allora, arriviamo a Francesco Foscari, il grande, e dopo arriviamo a un altro che non è proprio così grande, Marinfaliere. ecco, facciamo un po'. Ecco, vediamo un po' queste due figure, Alberto. Sì, volentieri. Marinfaliere è un altro personaggio su cui si potrebbe fare un'altra trasmissione, ma cerco di essere essenziale. Allora, Francesco Foscari, è uno dei dogi più iconici, più rappresentativi, se non altro perché il suo è stato il dogado più lungo nella storia della Repubblica. Sì. Lui sale al trono nel 1423, e poi morirà nel 1457, per cui un dogado lunghissimo che dura oltre 30 anni, che è un'eccezione nella storia della Repubblica, perché spesso e volentieri, anche qua vecchia saggezza veneziana, i dogi venivano scelti anziani. E infatti vi dicevo prima, in 1100 anni si sono succeduti 120 dogi, facendo i calcoli una media sono 9 anni a testa, 9 anni e qualcosa a testa, che è un po' strano, perché essendo una carica a vita 9 anni tutto sommato sono pochi, ma questo dato lo si capisce bene
appunto, se pensiamo che da oggi venivano scelti appositamente più anziani, perché l'età selezionava i migliori, si poteva dar prova del proprio valore, si faceva esperienza in campo militare, in campo civile, in campo commerciale, e poi soprattutto, essendo anziani, evidentemente sarebbero durati meno in carica, e quindi si poteva dare soddisfazione a più famiglie patrizie che non vedevano l'ora di poter offrire alla Repubblica un proprio rampollo come doge, no? E insignirsi di quel titolo di famiglia ducale. Ecco, Francesco Foscari è un'eccezione, governa per più di 30 anni, tra l'altro in un periodo storico estremamente complesso, perché in quegli anni cosa accade? Che Venezia sostanzialmente si espande moltissimo nell'entroterra, e Venezia approda nell'entroterra già prima prendendo Treviso, siamo nella seconda metà del 1300, e poi dando unità politica a tutto il Veneto con Michele Steno, siamo nel 1404-1405, e fu un bel terremoto politico, perché Venezia nasce con vocazione marittima, ovviamente, e non era scontato l'espansione nell'entroterra, però ci si rendeva sempre più conto che l'epoca delle signorie, no? E quindi di questa cartina geografica estremamente frammentata, piano piano stava arrivando il suo apogeo. Nella penisola stavano nascendo degli stati regionali, e questo era un problema, perché ricordiamoci l'antico detto divide et impera, fino a quando l'entroterra era diviso tra tante signorie, Venezia poteva commerciare ora con l'una, ora con l'altra, e nessuna di queste signorie era troppo forte per intralciare i suoi traffici. Ma se un grande stato regionale, poteva essere quello scaligero inizialmente, oppure poteva essere quello milanese in seconda battuta, in parte anche quello carrarese di Padova, se un grande stato regionale avesse ottenuto l'egemonia sull'entroterra, per Venezia cominciava a diventare dura, perché ricordiamoci che Venezia commerciava per esempio attraverso il Po, anche con Milano, per esempio attraverso l'Adige e col mondo tedesco, e se quei fiumi fossero stati controllati da una signoria, uno stato generale troppo potente, sarebbero stati guai molto seri. Per cui all'inizio del 400 Venezia occupa l'entroterra e il Veneto soprattutto, ma non era sufficiente, per cui quando muore Tommaso Mocenigo nel 1423, il suo successore è Foscari appunto, e insomma il patriziato si divide, in Senato ci sono delle guerre furibonde, ma Venezia deve proseguire con l'espansione marittima o deve cominciare a coprirsi le spalle cercando di ampliare il più possibile i domini terrestri? E Francesco Foscari era il leader di tutti coloro che invitavano Venezia ad allargarsi nell'entroterra, mentre il doge precedente Mocenigo no. E infatti sotto Francesco Foscari Venezia raggiungerà la sua massima espansione territoriale nell'entroterra, perché prenderà Ravenna, prenderà una buona parte della Lombardia, Bergamo, Brescia, Crema, la Ghiera d'Adda, e addirittura in Friuli arriverà fino all'Isonzo, per cui, e dopo sempre sotto Foscari ci saranno anche un paio di guerre con i turchi. Insomma, da un punto di vista militare fu sicuramente un dogado molto complesso. Una persona lungimirante, un doge veramente costruttivo, perché insomma ha portato lo Stato Veneto alla massima espansione, come diceva Alberto, no? Sì, Quindi, e questo è un bel titolo. Dopo andando avanti con i secoli è sempre difficile, perché espandendosi nell'entroterra, un po' come aveva previsto il doge precedente di Foscari, cioè Tommaso Mocenigo, che diceva attenzione ad eleggere il Foscari perché quello vi porterà a fare una serie di guerre infinite e tutti voi dovrete sborsare un sacco di soldi per finanziarle queste guerre, forse non vale la pena. Allora qui dopo non possiamo saperlo perché la storia non si fa con i secoli, ma però è un dato di fatto che espandendosi nell'entroterra molte energie veneziane vennero drenate lì a scapito della guerra praticamente perenne contro i turchi, che era un impero infinito, no? Per cui Venezia si trova un po' sotto un fuoco incrociato, da un lato a competere contro la flotta che per secoli è stata la più forte del Mediterraneo, quella ottomana, e dall'altro lato nel tentativo di
come dire, di venire a capo di queste litigiosissime realtà territoriali italiche. Non sappiamo come sarebbe andata altrimenti, di fatto è andata così, è riuscita a barcamenarsi su questo equilibrio, e qualcuno dice che forse Venezia, se avesse rinunciato ai commerci, forse sarebbe riuscita lei stessa a dare unità politica all'Italia invece che al Piemonte, però insomma qui siamo nella fantastoria. Ecco. Allora là è un'altra vicenda ancora. E quindi muore insomma per motivi anche apetica, per motivi del figlio Jacopo, e insomma il figlio Jacopo gli diede molti dispiaceri perché venne esiliato più volte da Venezia, e anche lì perché non rispettò tutti quei limiti che erano previsti per i familiari. Ecco, lei prima mi parlava dei doni, no? Jacopo Foscari, il figlio del doge, fu uno che tutto sommato, diciamo con leggerezza, ecco, con troppa leggerezza accettò dei doni per favorire ora questo nobile, ora quell'altro. E le istituzioni veneziane, che erano sempre molto severe anche nei confronti dei patrizi, e questo è uno dei motivi che consentirà alla Repubblica di sopravvivere più di 1000 anni, perché non ci furono mai rivoluzioni a Venezia. A Venezia c'erano i nobili, ma non c'è mai stata una rivoluzione francese, perché tutto sommato c'era un'armonia tra l'aristocrazia e il popolo, e questa armonia era garantita anche dalla giustizia severa delle istituzioni veneziane nei confronti dei patrizi, tanto che anche il figlio del doge ad un certo punto viene esiliato a Creta, e lui chiede l'intervento del padre, ma in ultima analisi il padre gli dice: no, guarda, se questa è la decisione delle autorità, va e lascia stare e va incontro al tuo destino. E là però si ammala e anche muore. Ma non è l'unico caso, ci sono stati diversi dogi, quello più famoso per esempio Antonio Venier, siamo alla fine del 1300, che accetta la condanna a morte del figlio per delle malefatte che aveva fatto, e questo per non rinunciare alla sua fama di doge giusto. Questo è molto significativo. Insomma, ci sono diversi casi in cui i dogi, sicuramente di come dire, torto collo, no, con la morte nel cuore, ma per dimostrare che la giustizia deve trionfare. Notate che, ecco, la statua della giustizia sì che la trovate a Venezia molto spesso, anche su Palazzo Ducale. La giustizia alla fine deve trionfare, il messaggio deve essere chiaro: anche i nobili devono sottostare alla giustizia. E questa è una cosa che ha fatto grande Venezia e che l'ha resa ammirata e celebrata in tutta Europa. La ragione di Stato, la correttezza, la coerenza, perché insomma un doge che sacrifica un figlio non è poi... sì, e poi ce ne fu più di qualcuno. Aveva perso gli altri, ne aveva 10 figli, aveva perso per la peste, no? L'unico maschio era Jacopo, un po' esuberante, magari un po' vivace, mettiamola così. Però... ingenuo, una persona ingenua, era colto, traduceva dal greco, però non si rendeva conto di essere figlio del doge, ecco. Se non fosse stato figlio del doge avrebbe fatto quello che un pochino facevano tutti, insomma, ma il figlio del doge, no, insomma, deve essere più inattaccabile del padre, da un certo punto sotto di vista. Controllo. Allora Alberto, andiamo a un altro doge che non è stato per nulla brillante, il Marinfalliere. Ecco, si è detto tanto, ma insomma, ecco, facciamo un flash anche su questo, dopo magari per altri, ecco, diciamo che i nostri ascoltatori, adesso facciamo così dei cenni, poi più avanti svilupperemo anche altri argomenti, giusto perché... sulla storia di Venezia sono molto appassionato, se vorrà richiamarmi molto volentieri. Guardi qua, sono già arrivati i complimenti. Comunque andiamo avanti. Allora, Marinfalliere, Alberto. Allora, Marinfalliere, partiamo da un luogo classico. Se i nostri radioascoltatori sono stati o andranno a visitare l'interno di Palazzo Ducale, la sala più grande è la sala del Maggior Consiglio, e sopra le pareti c'è una grande cornice che raffigura i volti di quasi tutti quei 120 dogi di cui parlavo. Ce n'è una molto particolare che non raffigura un volto, ma raffigura un drappo nero, e sopra c'è scritto in latino: qui giace Marinfalliere, decapitato a causa dei suoi crimini. E fu l'unico doge condannato a morte per alto tradimento, e anche qua possiamo capire quanto la giustizia veneziana in ultima analisi non guardasse in faccia a nessuno. Allora, brevemente, siamo tra il 1354 e il 1355, quindi proprio nella metà del 1300. In questo anno e mezzo si sviluppa il dogado di Marinfalliere.
Era un'epoca, anche questa piuttosto, come spesso capita, contorta, perché era appena terminata la peste, quella terribile del 1348 che aveva mietuto un terzo di vite umane in tutta Europa. Venezia si trovava alle prese con una crisi demografica pazzesca che cercò di compensare facendo arrivare degli immigrati in città, ma questi si integravano male, creavano problemi, e era aperta una guerra con Genova. Ci saranno 4 guerre tra Venezia e Genova, le 2 repubbliche marinare, no, più importanti, e lì era in atto la terza guerra contro Genova, e insomma in questo periodo burrascoso viene eletta da quel conclave che vi dicevo prima, quindi quei 41 elettori che a un certo punto si accordano su questo nome, viene eletto questo Marin Falier, e sembrava essere una scelta quanto mai azzeccata, e se non dovessimo giudicare col senno di poi, perché il Falier veniva da una famiglia importantissima di antica data, anzi era una delle 12 famiglie apostoliche, perché nel patriziato veneziano delle varie famiglie che c'erano, 12 erano chiamate apostoliche perché dovevano essere proprio quelle più originarie in assoluto, ecco, diciamo così. I Falier erano una di questa famiglia, una famiglia quindi potente, ricca, aveva già dato 2 dogi alla Repubblica, Vitale Falier e Ordelafo Falier, e quindi sembrava il personaggio idoneo, un personaggio colto, un personaggio che aveva un curriculum vitae, diciamo così, straordinario, perché aveva fatto esperienza militare sul mare come ammiraglio, sulla terra come generale, era stato un rettore di città, era stato anche a capo del Consiglio dei 10, che era quel potentissimo, diciamo, per capirci, ministero dell'interno che esisteva a Venezia, che si era pronunciato su alcune importanti condanne negli anni precedenti, ed era stato ambasciatore in diverse città, e nel momento in cui venne eletto doge, nel 1354, ripeto, non a caso si trovava ambasciatore ad Avignone, e non era proprio una città come tutte le altre, perché siamo nel periodo della cattività avignonese, no? Quindi circa quei 70 anni più o meno in cui il Papa è stato strappato da Roma ed è stato insediato ad Avignone. E quindi, insomma, il buon Marin Falier era l'ambasciatore veneziano, si chiama Bailo, no? Bailo veneziano ad Avignone, e là lo raggiunge la notizia: guarda che il conclave ha eletto te come doge, e quindi si reca a Venezia, viene ricevuto con tutti gli onori, col bucintoro, e comincia il suo dogato. Ora cosa succede? Che lui entra in rotta di collisione con l'aristocrazia. C'è un aneddoto che ha del vero, che poi deve essere però compensato con altri elementi, e cioè l'aneddoto, quello più, insomma, diciamo, non dico leggendario perché probabilmente c'è del vero, ma però quello su cui ha insistito di più poi anche il folklore locale, è che il Marin Falier era piuttosto avanti con l'età, si sposa con una donna molto più giovane di lui, era questa Aluica Gradenigo, un'altra nobile, che sembrava essere, diciamo così, di facili costumi, tanto che a Venezia si parlava di Marin Falier becco, cioè corrutto, fondamentalmente. Sì. E allora una sera in Palazzo Ducale si fa una festa, sono invitati molti patrizi, e uno di questi, tra l'altro come importante, era capo della Quarantia, l'organo giudiziario di Venezia, si chiamava Michele Steno, e diciamo tenta un approccio, non si capisce bene se con la dogaressa o con una sua damigella, comunque un approccio inopportuno, con delle parole inopportune, tanto da spingere il doge a farlo allontanare dalla sala. E questo lo prende come un'offesa inaccettabile, perché insomma un aristocratico mandato via così, e la notte stessa sembra che sia riuscito a intrufolarsi nelle sale del palazzo e a incidere sul trono dogale una frase estremamente offensiva nei confronti del doge, che diceva più o meno così: Marin Falier dalla bella mujer, cioè Marin Faliero dalla bella moglie, altri la galde, lui la mantiene, cioè diciamo altri ne beneficiano, per così dire, e lui la mantiene. Ecco, e allora lui, estremamente offeso, individua subito il colpevole e lo denuncia, perché il doge, ripeto, aveva poteri molto limitati, doveva rivolgersi anche lui alla giustizia ordinaria come tutti, e lo denuncia, e però la pena comminata sembra essere stata estremamente irrisoria, 10 giorni di prigione, ecco, qualcosa del genere.
Ecco, allora diciamo, la tradizione vuole che questa semplice offesa ricevuta dal doge lo abbia fatto tramare per organizzare un colpo di Stato per eliminare i più influenti leader dell'aristocrazia e imporre una signoria personale. Ecco, probabilmente non c'è solo questo, evidentemente, forse questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Siamo alla metà del 1300, il modello politico che andava praticamente ovunque nel nord Italia era quello delle signorie, Sì. appunto, ripeto, pensiamo ai Carraresi, agli Scaligeri, ai Visconti, sì, e probabilmente lui ambiva ad un ruolo di quel genere lì, quindi entra in rotta di collisione con l'aristocrazia da tanti punti di vista, e quella, diciamo, sempre probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. C'è un'aristocrazia così arrogante, così presuntuosa e altezzosa da potersi permettere di offendere il doge attraverso la figura della dogaressa e uscirne praticamente impunita. E allora si mette d'accordo con un capopopolo, questo Israello, quindi non un aristocratico, un popolano, che però aveva molta influenza sul popolo, aveva molti seguaci, per ordire una congiura. E avrebbe dovuto andare così, e questo Israello avrebbe racimolato qualche centinaio di uomini armati che si sarebbero assiepati nelle vicinanze di piazza San Marco. Il doge avrebbe concordato un certo momento per far suonare le campane della piazza in segno di allarme, come se le galere genovesi, perché ricordo era in atto questa terza guerra tra Venezia e Genova, stessero per invadere la laguna, e quello era un segnale prestabilito che avrebbe fatto accorrere tutti i patrizi verso piazza San Marco in fretta e in furia, e così, data la concentrazione di patrizi in quel momento, messi tutti insieme in un unico momento, i sicari del buon tra virgolette Israello sarebbero saltati fuori, li avrebbero eliminati, poi si sarebbero recati nelle loro case e avrebbero eliminato anche i figli, i fratelli, cioè si voleva proprio decapitare l'aristocrazia veneta all'urlo di viva il popolo. Evidentemente sarebbe stato uno slogan demagogico, perché poi l'interprete della volontà popolare sarebbe stato il Faglerno, che a quel punto diventava davvero un dominus, un signore, come potevano essere, ripeto, gli altri nella terraferma. Però ecco, questa congiura era di così vasta portata, perché, ripeto, bisognava arruolare centinaia di uomini pronti a scagliarsi contro gli aristocratici, che ovviamente non poteva restare segreta. E quindi le voci nei bar, no, non nei bar, nelle trattorie, nelle osterie, sulle galere cominciano a girare, e qualcuno si presenta a Palazzo Ducale, chiede udienza al doge, e viene ricevuto, il doge, che era uno dei promotori naturalmente, dicendo che si stava fiutando nell'aria questa congiura. Il doge fa finta di niente, tenta di minimizzare, però nei giorni successivi ne arrivano sempre di più di delatori, fino a quando viene arrestato anche Filippo Calendario. Questo nome importante perché fu il progettista di Palazzo Ducale, tra l'altro, siamo più o meno alla metà del 1300. E lui venne torturato, la tortura era una cosa, insomma, usata ovunque, ancora oggi se andate in Palazzo Ducale è rimasta la sala della tortura, e sotto tortura confessa la congiura e fa il nome del doge, dicendo ragazzi, sì, ci siamo noi, ma a capo di tutta la congiura c'è il nostro buon doge. E quindi si riunisce d'emergenza il consiglio, il consiglio ducale, quindi quei 6 consiglieri di cui parlavo prima, si riuniscono i 10, il consiglio dei 10, e si decreta sostanzialmente l'arresto e la condanna a morte per il doge. E il doge viene svegliato in fretta e in furia, gli strappano il corno ducale dalla testa, gli sfilano l'anello e gli comunicano che entro un'ora sarebbe stato condannato a morte per alto tradimento. Lui mantiene quel poco di lucidità che poteva mantenere per fare testamento, e insomma, detto fatto, dopo un'ora venne decapitato all'interno di Palazzo Ducale, diciamo nel cortile interno, e il suo corpo venne lasciato esposto per un giorno con la testa in mezzo alle gambe, e lo stesso boia, dopo averlo decapitato, si affaccia in particolare un po' truce, però insomma sono andate così le cose, si affaccia dalla loggia di Palazzo Ducale verso il popolo, che ovviamente era stato informato di questa congiura e che chiedeva ad alta voce la giustizia per i traditori, e mostra la testa decapitata del doge urlando
dicevo in lingua veneta e lo traduco, guardate qui la testa di un traditore, no? Quindi guardate qui anche il doge, perfino il doge, no? Se tradisce la Repubblica, questa è la sua fine. E questo fu un colpo durissimo, non solo per lui poverino che ci ha lasciato le penne, ma anche per la sua famiglia, perché ripeto, la sua famiglia, che era una delle più antiche, era una famiglia apostolica, aveva già dato 2 dogi, Marin Faliero era il terzo, resterà una famiglia prestigiosa e di peso politico, ma quell'onta di quel tradimento l'ha macchiata per tutti i secoli a venire, e i Falier non daranno più nemmeno un doge alla Repubblica, perché quello fu un peccato originale non più scontato, diciamo così. Ecco. No, una vicenda particolare, sto Marin Falier, che quando appunto, come dice lei, manca nella lunga rappresentazione al Maggior Consiglio, quindi 2 dogi, uno grande, perché insomma il Foscari è considerato un grande uomo politico, economico, la cultura, perché insomma ha dato molto, e Falier insomma, basti ricordare che l'attuale Università di Venezia si chiama Ca' Foscari di Venezia, no? Esatto. e la sede è proprio quel palazzo stupendo che fa erigere Francesco Foscari su Canale Grande. Certo, è bravissimo che l'ha ricordato, Ca' Foscari, insomma, università celebre, famosa. Bene, allora direi che ci ha fatto un excursus qui, una narrazione straordinaria. La ringraziano Alberto, qua i nostri ascoltatori, quante cose. Grazie a voi, a tutti i radioascoltatori. Qua uno dice quante cose che non sappiamo, questo è vero, perché è una bella storia, ma noi piano piano, con appuntamenti col nostro ospite, che ringraziamo sempre, ricordo il professore Alberto Zago, affrontiamo vari temi, insomma ci confrontiamo. Sì, molto volentieri. Ricordo chi fosse interessato può vedere su YouTube il mio canale, ci sono diversi video sulla storia di Venezia, li potete trovare anche delle immagini che illustrano meglio la narrazione. Certo, guardate, il nostro ospite ha tanti video, perché insomma li ho visti, fatti bene, raccontati con chiarezza. Ecco, lei Alberto parla con chiarezza, ecco, alla portata di tutti, perché non tutti conosciamo la storia come la conosce lei, però lei ci permette di entrare anche in questi meccanismi, non sempre come guardi che ha presentato bene l'elezione del Doge, che non era così sintetica e così riassuntiva come ha fatto lei. Bene. Grazie e buon proseguimento, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie Alberto, alla prossima, grazie. Arrivederci. Grazie mille. Grazie.